Sesta corsa, cavalli anziani di categoria F, all'1 Drive Jet, 2 Aurora Key, 3 Attila Ross, 4 Blackfire Horse, 5 Abramo Petrol, 6 Dylan Chris. In seconda fila 7 Boni Expritz, 8 Valentiniano, 9 Verduzzo MDM, 10 Danubio Holz, 11 Big Business Arc. Autostart in dirittura. Partiti. Veloce, Blackfire Horse che come prevedibile prova ad andare al comando nei confronti di Aurora Key, la quale per il momento si oppone un po', poi alla fine Blackfire Horse insiste. Ci prova però Aurora Key a tenere le punte di dentro e sembra riuscirci. E così un po' a sorpresa Aurora Key al comando, Blackfire Horse al suo esterno, poi Drive Jet, quindi Abramo Petrol per il momento rimane in terza corsia Danubio Holz che poi trova a posto alle spalle di Abramo. 14,6 il lancio, Aurora Key ha tenuto l'iniziativa. Blackfire Horse è costretto all'esterno, Drive Jet è seconda in corda, seconda pariglia per Abramo Petrol. Poi lungo i birilli Boni Expritz, terza pariglia esterna per Danubio Holz, quindi Attila Ross, ancora Valentiniano, mentre alla retroguardia ha avuto un po' di problemi il Big Business Arc che segue discosto. 600 metri in 45,2 con Aurora Key in vantaggio, Blackfire Horse al suo esterno, in corda Drive Jet, poi Abramo Petrol, quindi Danubio Holz in corda, sempre Boni Expritz. Metà gara passata in 1 minuto e 2 decimi dal retrovie, prova a muoversi Verduzzo MDM che cerca una difficile risalita in terza corsia, anche perché il ritmo davanti continua a essere brillante. Siamo al completamento del chilometro, passato in 1:15,9. Muove in terza corsia ora anche Danubio Holz che previene le mosse di Verduzzo MDM, scavalca Abramo Petrol e cerca di portarsi sui primi due che continuano in lotta. Aurora Key in vantaggio, Blackfire Horse allo scoperto, Danubio in terza ruota, lungo i birilli viaggia bene Drive Jet che è in attesa dell'open stretch. Intanto Aurora Key Numero prosegue 11, in vantaggio, Danubio Holz ha scavalcato Blackfire Horse, poi Drive Jet, questi a lottare la vittoria con Aurora Key che è ancora davanti. Insiste all'esterno Danubio Holz che va all'attacco di Aurora, Danubio che va su Aurora, Danubio Holz che viene a vincere nei confronti di Aurora Key che è impensierita di dentro da Drive Jet. Le due sono molto vicine, 1:14,6, 29,5 a chiudere. La qualità di Danubio Holz. Francesco Tufano in cycle training per i colori del signor Cosimo Galliano. Bel successo del figlio di Nesta F che ritorna alla vittoria dopo lungo periodo. Francesco Tufano che lo interpreta alla perfezione. Nel finale viene a battere Aurora Key che ci ha provato davanti, mentre per il secondo posto Drive Jet batte l'iniziale leader e coglie così la seconda moneta in numeri 10, 1, 2, l'ordine arrivo molto probabile della sesta corsa dall'Arcoveggio.